Sportivi siciliani di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre, ben trovati con il consueto spazio settimanale di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Abbiamo messo già da parte finalmente, oserei dire, la lunghissima stagione del campionato di Serie D, adesso ci concentriamo soprattutto sul campionato di eccellenza, parliamo subito del girone A. Nel girone A si sono giocate soltanto 2 partite riguardanti i play-out, eccola qua la schermata dei risultati. Casteldaccia Partinica Audace 0-0, Supergiovane Castelbuono, Oratorio Sancire San Giorgio 2-2. Dopo questi 2 risultati retrocedono nel campionato di promozione che disputeranno la prossima stagione il Partinica Audace e l'Oratorio Sancire San Giorgio. Voglio anche ricordarvi che il 25 maggio entrerà in scena anche e soprattutto il Gela Calcio che disputerà la sua prima partita di andata dei playoff nazionali. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone B. Al contrario del girone A, nel girone B si è invece giocata la semifinale playoff di questo girone. Eccola qua la schermata. Vittoria che pareggia in casa 1-1 contro il Città di Avola. Sarà dunque il Vittoria a disputare la finale domenica prossima, domenica 11 maggio, contro il Modica. Per quanto riguarda i play-out, Real Siracusa Belvedere che vince in casa della Ionica FC 2-0 ed il Mazzarone Calcio che invece vince 1-0 in casa contro il Città di Aci Sant'Antonio.
e di solito si dice che ci sono più partite nella stessa partita. Primo tempo molto contratti, paurosi, meglio l'Avola, a cui faccio i miei complimenti. Poi al secondo tempo siamo entrati meglio dentro il rettangolo di gioco, abbiamo avuto un impatto migliore, un approccio migliore, abbiamo rischiato subito di passare in vantaggio e poi sull'unico tiro in porta del secondo tempo abbiamo preso gol. Faccio complimenti alla squadra che stavolta ha reagito per come si doveva. Abbiamo cambiato qualcosa a livello di uomini dentro il campo, siamo riusciti a recuperare il vantaggio. Poi chiaramente con l'uomo in più e il doppio uomo in più sicuramente la partita è cambiata molto. Ma sì, è finita la nostra stagione oggi, ma dobbiamo essere orgogliosi. È quello che ho detto ai ragazzi. Abbiamo fatto una stagione strepitosa, abbiamo raccolto tanti risultati inaspettati per molti, ma io ho sempre creduto in questi ragazzi, ho sempre creduto che avrebbero potuto fare un grande campionato e l'hanno fatto. Anche oggi, a cospetto di una squadra forte, ben organizzata, una squadra che puntava a vincere il campionato, i ragazzi hanno dimostrato di giocarsela, hanno fatto un primo tempo strepitoso in cui sicuramente meritavamo molto di più. E poi l'unico rammarico è quello magari di non essercela giocata tutto il tempo disponibile in parità numerica, perché due situazioni di gioco in una partita maschia intensa che ci possono stare, secondo me sono stati puniti oltremodo dall'arbitro, e rimanere in 9 è qualcosa che contro una squadra così forte pesa. Ma se poi vado a pensare che nonostante la doppia inferiorità numerica, i 120 minuti il Vittoria non è riuscito a farci gol, questo gli dà il peso della squadra che siamo. Sì, il secondo tempo l'intera squadra ha fatto meglio. Abbiamo, come ho detto poco fa, abbiamo avuto un impatto migliore, abbiamo avuto il pallino del gioco, cosa che non è successo nel primo tempo, dove abbiamo rischiato di prendere gol. Però quello che mi fa felice oggi è proprio la reazione che ha avuto la squadra.
L'Athletic Club Palermo alza al cielo di Sant'Agata di Militello la Supercoppa di Eccellenza, trofeo Bino Abisso riservata alle formazioni che ogni anno vincono i 2 gironi del massimo torneo regionale. Allo stadio Fresina i nero-rosa guidati da Filippo Raciti, allenatore che continua a collezionare record personali. Sono già 4 infatti le promozioni ottenute dal tecnico catanese e addirittura 5 le coppe messe in bacheca in meno di 10 anni di carriera in panchina. Supera il Milazzo, vincitrice il girone B, e chiude col botto una stagione che rimarrà storica per il club palermitano. Davanti ad una fantastica cornice di pubblico, la sfida che metteva di fronte anche il migliore attacco dei 2 gironi di eccellenza, quello nero-rosa con 72 gol fatti, e la difesa meno battuta, quella mamertina con appena 11 reti subite, si apre con il Milazzo subito a caccia del vantaggio. Ci prova prima la Spada, il cui tentativo acrobatico si spegne alto sulla traversa, poi Iantus da fuori col sinistro costringe Romano agli straordinari, e infine Franchina al volo col destro non trova lo specchio della porta. L'Athletic però non sta a guardare e inizia a spingere. Così, dopo la conclusione di Concialdi terminata alta non di molto e il destro di Bongiovanni che spedisce sul palo l'invito da sinistra del solito Concialdi, i nero-rosa passano al minuto 36 quando Micoli raccoglie l'assist scoccato dalla corsia mancina di Concialdi e con un perfetto stacco di testa spiana ai suoi la strada verso la vittoria per l'attaccante argentino, che viola così la porta mamertina dopo 7 gare di fila in cui l'estremo rossoblu Piccioni non subiva gol. Si tratta dell'11ª rete stagionale. La formazione palermitana, 2 giri di lancette più tardi, avrebbe anche la chance per il raddoppio, ma il destro di Bongiovanni sfiora di un soffio la traversa, mentre la botta di Spinola al 40° è disinnescata in angolo da una super parata di Piccioni. Nella ripresa cala il ritmo di gioco, inizia la girandola dei cambi e di azioni se ne vedono poche. Il Milazzo ci prova comunque a rimettere in piedi la sfida. Romano però risponde presente sulla conclusione di Scolaro, mentre il sinistro di Antus si spegne alto sulla traversa. Dall'altra parte l'Athletic tenta invece il colpo del raddoppio, ma la zuccata di Prezzabile non sortisce l'effetto sperato. La gara di fatto finisce qui e anche gli ultimi 9 lunghi minuti di recupero scivolano via senza rilevanti occasioni. Così, al triplice fischio di Di Carlo, la festa è tutta per l'Athletic Palermo, ma il Milazzo esce comunque tra gli applausi dei numerosi tifosi rossoblù. Filippo Raciti in volta è sempre un'emozione diversa. Sempre una grande emozione, poi una coppa, una competizione nuova e si voleva inaugurare e ci tenevo. Con questa diciamo che ho completato, esaurito il girone A, girone B, regionale, nazionale e Supercoppa, quindi diciamo che abbiamo messo la classica ciliegina sulla torta, siamo contenti, siamo felici, sì. Abbiamo finito una grande annata e credo nel miglior modo possibile. A chi la vuole dedicare, mister? Tutti quelli che siamo qua, perché anche chi non c'è, perché e chi lavora per noi, perché questo è credo una grande famiglia, quindi quando c'è una grande famiglia è giusto il merito di tutti. Siamo davvero felici di aver fatto questa partita, vinto questo torneo dedicato al maestro Bino Abisso. Per noi è un ricordo molto vivido. Io ho cominciato l'esperienza da presidente nel campo della Parmonval, i primi consigli me li dava proprio il maestro, quindi venire qua e vincere questo trofeo a lui intestato per noi è un'emozione unica. La squadra oggi si è ben comportata, abbiamo fatto una bellissima partita, complimenti al Milazzo, un'ottima squadra, insomma è stata una bella partita, il risultato è soltanto di 1-0 ma ha occasione a entrambe le parti. Complimenti alla tifoseria del Milazzo che ha cantato per 90 minuti sostenendo la propria squadra, complimenti a noi che siamo stati qui, è stata una giornata molto emozionante. È stata una bellissima partita, una bellissima giornata di sport, hanno vinto loro ma è stata una bella partita combattuta e non stavamo giocando con l'ultima arrivata, stavamo giocando con la vincitrice del girone A, merito a loro, merito al mister per questa grande società e ci diamo appuntamento all'anno prossimo in Serie D, che questo è quello che conta sicuramente. È stata una bellissima stagione, intensa, fatta di sacrificio, di passione e abbiamo portato a casa il risultato contro tutti i pronostici e soprattutto contro tutto e tutti. Abbiamo fatto un grande campionato. Purtroppo il calcio è anche questo, si vince e si perde, però siamo orgogliosi ed entusiasti del nostro cammino fatto fino adesso. Noi sapevamo le nostre potenzialità, certo magari non partivamo con i favori dei pronostici, però noi dal primo giorno di allenamento col mister ci abbiamo sempre creduto e i risultati si sono visti perché non abbiamo perso uno scontro diretto quest'anno, abbiamo approcciato ogni partita veramente come una finale e secondo tutti gli addetti ai lavori adesso ci siamo meritati davvero questa vittoria del campionato. La dedico alla mia città che se la merita, che era tantissimo che non andavamo in D.
la dedico alla mia famiglia, la dedico alla mia ragazza, e la dedico a tutte le persone che mi vogliono bene e anche a quelli che soprattutto che non mi vogliono bene. La presentazione ufficiale delle nomination della 12ª edizione dei Penalty Awards. Vi aspetto giorno 28 di maggio alle ore 15:20 in diretta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Ma potrete conoscere le nomination anche seguendo la pagina Facebook Penalty. Da non perdere. Saranno dunque Ionica FC e Città di Aci Sant'Antonio a retrocedere nel campionato di promozione che disputeranno la prossima stagione. Voltiamo pagina perché adesso parliamo soprattutto della finalissima del campionato di promozione. Una finale tanto attesa, la vincente vola nel campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione. La vittoria straordinaria del Camarat 1972 4-0 contro la squadra del Montelepre. Noi abbiamo programmato dall'anno scorso a maggio, quindi dopo un anno stiamo raccogliendo i sacrifici e i frutti di tanti sacrifici che abbiamo fatto. Da luglio che corriamo, i ragazzi hanno dato tutto, sono stati encomiabili, per poco non abbiamo vinto il campionato direttamente, ma nei playoff penso che non ci sia stata storia, siamo stati superiori a tutti. Sono venute più di 300 persone da Cammarata a sostenere questa squadra ed è stato questo il valore aggiunto. Voglio ringraziare il mio mister che ha fatto una grande partita assieme alla nostra meravigliosa squadra Camarat. La mia sensazione è quella più naturale possibile, il Camarat si meritava l'eccellenza e oggi lo siamo. Oggi si scrive una nuova fase storica per il Camarat e quindi io voglio ringraziare tutti, nessuno escluso. E il Camarat oggi festeggia una grande vittoria, hanno giocato benissimo, hanno dato l'anima e il popolo cammaratese è stato davvero meraviglioso. È la vittoria di tutti. Intanto ci godiamo la vittoria, ci rasserendiamo un po' e poi assieme al mister, assieme a tutta la dirigenza cercheremo di fare quadrato attorno a questa squadra e pianificheremo la nuova avventura che sicuramente, questo lo posso già dire fin da oggi, vogliamo fare anche in eccellenza una grande stagione. Infatti questa squadra ha un altro obiettivo, quella di arrivare in vetta all'eccellenza e chissà, e perché no, non sognare anche un'altra categoria, che è quella che il Camarat si merita davvero. Siamo molto contenti, molto felici. Questi ragazzi meritavano veramente questa gioia perché hanno lavorato tantissimo. In campionato non ci siamo riusciti per poco, dopo aver fatto secondo me qualcosa di eccezionale, ma abbiamo preparato queste semifinali e finali alla grande. Oggi l'hanno dimostrato, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo contro un avversario importante e faccio complimenti al mister Guida e ai suoi ragazzi perché hanno giocato veramente bene. Meritavamo di vincere il campionato prima, non ci siamo riusciti ma adesso siamo abbastanza contenti. Poi oggi vedere tutta quella gente lì in tribuna è stato qualcosa di emozionante, di bello e di questo devo ringraziare soprattutto i ragazzi perché durante l'anno sono stati bravi a coinvolgere il pubblico, devo ringraziare il mio staff perché ha fatto un lavoro straordinario, devo ringraziare la società perché mi ha messo nelle condizioni di poter lavorare al meglio e poi niente, siamo abbastanza contenti e felici. È un lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso e continuato alla grande con una grande società che si è creato, è una situazione importante per fare calcio a un certo livello. Ogni categoria ha il suo prezzo, vediamo in comune accordo con l'allenatore di poter operare per quello che serve e puntellare questa squadra che già è una squadra importante, è una squadra che ha dimostrato sul campo di essere una grossa formazione, che ripeto, voglio ricordare a tutti che dal girone di ritorno noi abbiamo subito solo un gol a San Giovanni su azione e questi sono numeri di altre categorie. Lo dico tutto sinceramente, è meritato, perché ce la siamo giocati tutto l'anno, siamo stati lì su tutto l'anno, siamo stati anche sfortunati in certe occasioni, però ce l'abbiamo fatta finalmente ce l'abbiamo fatta. Ora servirà lavorare, risederci tutti, lavorare e vedere cosa succede. Non facciamo programmi ad oggi, non facciamo programmi, poi da domani cominciamo a lavorare per l'eccellenza.
Complimenti dunque alla Camerata 1972 che ritorna dopo tantissimi anni di assenza nel campionato di eccellenza. Parliamo anche di Coppa Italia del campionato di promozione, eccola qua la schermata delle semifinali. Messana 1966 che elimina il Gemini Calcio dopo i calci di rigore, così come il San Fratello Acquedolcese che vince 11-10 dopo i calci di rigore contro il Borgetto Giardinello. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Sorbello Stadium di Visconte a Messina. Si gioca il ritorno delle semifinali di Coppa Promozione a Messina. Si gioca Messana contro Gemini, gara secondo round tra la formazione di San Giovanni Gemini e quella di Messina dopo il 2-0 maturato al Nino Lobue proprio in favore dei biancorossi. In rete con Simone Vega e con Vincenzo Reina. Le due formazioni sono entrate sul rettangolo verde. Diamo subito lettura delle formazioni partendo ovviamente da quelli che sono gli ospiti, con Demiere, Colli, Ovusu, Reina, Veca, Muratore, Bamba, Licata, Miceli, Seiter e Scrutato. A disposizione Schifano, Mangiapane, Messineo, Vaccaro, Di Benedetto, Petruzzella, Munì, Lio e Padre Nostro. Risponde la Messana con Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Ferraut, Ricamo, Misiti, Ventra, Gargiulo, Barbera, Cannavò, Mondello. A disposizione Crupi, Crisafulli, Catalfamo, Bonasera, Viscuso, Sottile, Arena, Ardiri e Sonco. Fischia l'arbitro, è iniziata Messana Gemini, gara valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Promozione. Si riparte dal 2-0 della gara d'andata. Pallone che viene messo in zona offensiva, non arriva però a Cannavò, il Gemini che cerca di allontanare il pericolo. Barbera, attenzione, colpito, calcio di rigore. E qui un po' ingenuo il Gemini, un pallone vacante che rimbalza pericolosamente in area di rigore. Il fischio è arrivato e parte la rincorsa. Va Antonio Cannavò col destro, Demiere para, attenzione perché si prosegue, Mondello mette dentro e arriva il gol! Mette dentro e arriva il gol! Ha segnato la Messana! Prova a salire con Mondello la Messana, spera in mezzo, un gran cross, arriva Bonasera, attenzione, Giuseppe Bonasera e calcio di rigore! E calcio di rigore ancora una volta la Messana a guadagnarsi un penalty. La scena è la stessa, Cannavò contro Demiere, va Cannavò, va col destro stavolta, incrocia Antonio Cannavò, non sbaglia Antonio Cannavò, trova il gol del 2-0, la Messana in 29 minuti ha pareggiato. Perso anche dai calciatori del Gemini con Ventra che la mette per Cannavò, il colpo di tacco, Gargiulo fa partire il mancino, Demiere dice no. Parte Licata che supera la barriera ma supera anche la traversa. Ancora pallone a sinistra, ancora un cross che parte, il tentativo ravvicinato, il palo e poi il gol. Arriva il 3-0 della Messana e c'è anche un cartellino giallo di Scrutato. L'ultimo tocco, quello decisivo, dovrebbe essere stato di Antonio Ventra di San Giovanni Gemini. Attenzione però, torniamo in cronaca con Cannavò che cerca a sinistra Barbera, Barbera riceve, ancora Barbera che sterza, sempre lui Barbera, doppio dribbling e destro. Poi per vie centrali si cerca Muratore, anticipato da Gargiulo, Gargiulo che ha aperto a sinistra, era in fuorigioco Cannavò, non è invece in fuorigioco Barbera che prova a metterla direttamente verso l'area di rigore, ancora Barbera che sterza contro sterza, Barbera si fa tutto il fronte, va al tentativo che viene deviato. Si va negli spogliatoi, Messana 3, Gemini 0 in questo ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Muratore a sinistra, ancora Muratore in possesso del pallone, riesce a scartare un avversario, poi col colpo di tacco manda in proiezione un compagno. Attenzione alla conclusione in area di rigore che viene provata, tentativo offensivo, adesso il Gemini col pallone in area di rigore, viene girato verso la porta da Vaccaro. Proprio Peppe Bonasera che se ne incarica per Tricamo. Bamba cerca l'acrobazia per Vaccaro ma non la trova. Cannavò invece col colpo di testa prova a lanciare Barbera che ingaggia la corsa con Reina che lo guarda. Ancora Barbera, punta l'1 contro 1. Barbera, destro a giro, Demiere respinge. No, rimessa laterale già battuta dal Gemini. Licata mette il pallone in mezzo. Bamba con il colpo di testa tra le braccia di Ferrara. Poi Veca
Gargiulo li ruba la sfera, Sonko, Buonasera, Mangiapane esce dai blocchi, c'è Barbera a sinistra, ancora Barbera con lo spunto, Barbera qua uno sguardo in mezzo, cerca Gargiulo, stop e conclusione, Demiere fa un miracolo sul tentativo ravvicinato di Gargiulo. Malicata punta la porta con l'esterno, cerca il pallone per Muratore la scucchiaia in aria, c'è un tocco, arriva il colpo di testa a sorprendere tutti, alle spalle della difesa, arriva il gol, arriva la rete che cambia lo scenario, vediamo se è così, e sì, è lui a toccare, numero 10, Vaccaro trova la rete. Sana e Gemini si giocheranno l'accesso alla finale di Coppa Promozione passando dai calci di rigore. Reina, Ferrara, parte il numero 5, va Reina, va Ferrara, dice no. Iniziano così i calci di rigore. Rincorsa corta, va Misiti, anche qui rincorsa corta, frena, trova il gol, Bamba. Va Buonasera, il sinistro. Ovusu, gol. Demiere contro di lui. Va Ferraù, sinistro di Ferraù, parato da Demiere e adesso è nuovamente tutto in equilibrio, così come è accaduto al Nino Lobue. Parte Mangiapane, va al tiro, va al fischio l'arbitro, va Mondello che contro Ferrara, va Vaccaro, rincorsa, va Ardiri contro Demiere, insacca Lio. La rincorsa, Ferrara, ancora una volta centrale, ancora una volta un gol. Il fischio, va Sonko, il pallone accarezzato che finisce in rete. Muratore che va al tiro, finta, il pallone finisce in rete. Parte adesso Trigamo, il destro di Trigamo è centrale, prende possesso dei pali. Il tentativo però è secco ed è vincente. Va Barbera, pallone che viene messo da una parte, il portiere finisce dall'altra contro Ferrara. Va Simone Vega, rincorsa, poi prende la mira e la mette lì. La rincorsa di Gargiulo. La rincorsa di Demiere, Ferrara lo guarda, va Demiere col tocco, Ferrara lo para! Ferrara lo para! Parte Ferrara, la rincorsa, il destro di Ferrara, il pallone schizza! Il pallone schizza e la Messana è in finale di Coppa Promozione, il gol decisivo alla lotteria dei calci di rigore è clamoroso, è quello di Riccardo Ferrara. Adesso però la festa è della Messana che dopo la vittoria del campionato si giocherà la finale di Coppa Promozione. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici.
Robles, e quindi gol per il San Fratello che porta il computo totale del punteggio sul 3-4. Gallina, primo rigorista disegnato dal Borgetto, calcia rete, 4-4. Si dà la rincorsa, non lo so, vediamo se le sensazioni saranno vere. Parte Truglio e c'è preso caro Francesco, perché Piccione l'ha parato. Parte Rosone sul destro, stavolta il gol, Borgetto avanti, 5-4. Si sfidano il capitano del San Fratello e il portiere del Borgetto. Parte Carroccio col mancino, l'aveva quasi presa Piccione. Pronto, Najib Sekoum col destro e si insacca la palla col brivido, c'è arrivato Commisso, ma il gol del Borgetto c'è, 6-5, si rimane di un gol avanti. Parte Mincica, c'era quasi arrivato Piccione anche qui. C'era quasi arrivato. Parte Cardella, rincorsa brevissima. Col destro Cardella, stavolta Commisso l'ha fatta sua. Caraco, spiazza Piccione. Borgetto, vediamo. Parte Alfano, col brivido. Vediamo. Cresciun contro Piccione, fischia l'arbitro. Rincorsa breve di Cresciun. Ci arriva Piccione, ma non va fuori la palla. Arrivato. Intanto Anelli, autore del primo gol del match. Leggero. Martinez spiazza Piccione. 8-8. Fischia l'arbitro di Giuseppe. Spiazza anche lui il portiere. Parte Dos Santos, Piccione c'era quasi arrivato. Macaluso quasi alto ma sotto la traversa. Ma no, è entrata anche questa. 10-10. Rubi. No, parata. Esulta il San Fratello. La parata di Commisso. Finale dunque tutta messinese per quanto riguarda la Coppa Italia Promozione 2024-2025. Si sfideranno Messana 1966 contro San Fratello Acquedolcese. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, tra poco sarà ancora penalty. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport,
del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Eccoci rientrati, dopo lo spazio pubblicitario parliamo anche di Coppa Sicilia legata al campionato di prima categoria, subito la schermata. Nella partita di andata il Torregrotta pareggia 1-1 contro il Real Belvedere, la partita di ritorno si disputerà domenica prossima, domenica 11 maggio e si giocherà in casa del Real Belvedere. La vincente disputerà la finalissima contro il Pro Falcone. È l'ultimo treno verso la conquista della promozione. Con questo spirito il Torregrotta torna in campo dopo l'amarezza a seguito del KO contro la Futura Brolo che avrebbe garantito il salto di categoria. Sul sintetico del Pietro Cangemmi si gioca l'andata della semifinale di Coppa Sicilia contro il Real Belvedere. Uno scontro diretto attesissimo tra le due squadre che in regular season avevano conquistato il terzo posto, vinto i playoff ma alzato bandiera bianca negli spareggi promozione. Un destino comune che adesso premierà soltanto una squadra in Coppa Sicilia. Fischia il signore Roberto Patrizio, sezione di Palermo, con l'immagine di Mirko Giacobello. Passiamo a raccontarvi del primo tempo, non troppe le emozioni, ma all'11° il Torregrotta ci prova con Isgro, conclusione sul primo palo, si accartoccia Iacono che dice no. Al 15° ancora il Torregrotta, pennellata sul secondo palo di Isgro per Ferlazzo da 0 metri, manda clamorosamente fuori. 22° Isgro mette all'indietro la battaglia, il cross per il colpo di testa di Fortunato Trimboli che fa 1-0 Torregrotta. Al 37° prima occasione unica della frazione per quanto riguarda gli ospiti Real Belvedere, il cross di Molisina per Sultana, colpisce di testa, respinge Foti. Finisce così il primo tempo, il Torregrotta è avanti in questo primo tempo dell'andata delle semifinali di Coppa Sicilia sulle Real Belvedere. Decide il gol fin qui realizzato da Fortunato Trimboli. Parte la ripresa al 49°, Isgro manda in verticale battaglia, ancora a cercare il traversone, rotella di testa, la manda direttamente sul fondo. Minuto 55 il Torregrotta effettua un cambio dentro Rasà, fuori rotella. 56°, la Ferla indisturbato un po' troppo, va al tentativo dal limite ma non trova lo specchio. 57°, entra Murò per Trimboli. 66°, Alessandro Isgrover Durante. 67°, il Real Belvedere spinge alla ricerca del pareggio per cercare poi di giocarsi tutto al ritorno. Germano approfitta del pasticcio difensivo, va alla conclusione che però si spegne sull'esterno della rete. 72°, Isgro in azione personale, stavolta a sinistra, sterza Isgro, poi salta nettamente il difensore, almeno così sembra anche che ci sia un evidente tocco sull'esterno rosso-blu, ma per il direttore di gara invece non c'è nulla e si prosegue tra le proteste ovvie del Torregrotta. Entra Crucitti per Arizzi, siamo al 76°, passano 5 minuti, lancio dalle retrovie per Germano che ancora una volta vince 2 duelli. Germano alla conclusione, secca, non può nulla Foti, arriva il pareggio che sa anche di doccia gelida per il Torregrotta. Ha pareggiato il Real Belvedere, c'è ancora una sostituzione tra le fila Torresi, poi arriviamo al minuto 86, il Torregrotta cerca l'offensiva, il Torregrotta prova a riorganizzarsi per cercare il gol del nuovo vantaggio. Apertura a destra di Giordano per Isgro, l'aggancio è poetico, Isgro se la porta sul mancino, il cross dentro, il colpo di testa ravvicinato di Ferlazzo, respinge Iacono, era tutto fermo per fuorigioco. 93°, il Torregrotta all'ultima occasione, il traversone per Rasà che in volo d'angelo la mette fuori. Finisce così, finisce 1-1 tra Torregrotta e Real Belvedere. Ci si giocherà tutto nel match di ritorno, tutto aperto dopo l'1-1 della gara d'andata. In questa seconda parte della nostra trasmissione parliamo ancora del Siracusa. Non si sono spenti gli echi della straordinaria stagione che li ha portati, devo dire anche meritatamente, verso il campionato di Lega Pro. Guardiamoci la festa.
Dai, vediamo che ci sono quelli che stanno su. Oggi una vittoria sicuramente bella, emozionante, che ha dato grandissima soddisfazione a noi e immagino a tutti i nostri supporter. È stata sicuramente una partita tosta, combattuta, e siamo stati veramente bravi dal mio punto di vista a disunirci dopo l'1-1 e anzi abbiamo macinato gioco, abbiamo creato tanto e quindi questo è il giusto merito per questi miei ragazzi che sono veramente splendidi. Ci portiamo sicuramente molto perché siamo dal mio punto di vista cresciuti tantissimo sotto ogni aspetto. Siamo partiti sapendo quello che volevamo fare, dovevamo costruire. L'inizio forse per qualcuno è stato ostentato, ma assolutamente non dal mio punto di vista, perché sapevamo che dovevamo costruire con una squadra completamente nuova, con idee completamente nuove, volevamo dare un impianto di gioco importante e c'è sicuramente voluto un po' di tempo, ma tutto sommato la nostra classifica è sempre stata buona. Poi sapevamo che dal girone di ritorno dovevamo cominciare a macinare punti, a fare quello che avevamo studiato e preparato per mesi, e devo dire che i miei ragazzi sono stati splendidi perché fino all'ultimo giorno mi hanno seguito sotto ogni punto di vista e hanno fatto un campionato veramente bello, importante e che lascia qualcosa dentro di noi.
come si racconta una giornata così? Si racconta con la consapevolezza di aver costruito un percorso lungo 2 stagioni, perché io voglio ricordare che l'anno scorso noi avevamo vinto il playoff nazionale, non ci hanno fatto salire e quest'anno siamo stati primi dal 18 ottobre, 19 ottobre, quindi abbiamo sostanzialmente vinto tutti gli scontri diretti. Oggi, questa sera festeggiamo con la città. Dove a Granillo è stata veramente una gioia immensa che ci ha fatto capire che siamo stati tanto superiori quest'anno a tutte le squadre che abbiamo incontrato. È una gioia condivisa da un anno di lavoro insieme a tutti, insieme al presidente, a Guglielmino, a tutti questi ragazzi, a Marco Turati, e quindi penso che la gioia sia giusta da festeggiare. È sempre una grande emozione, perché chi ci mette passione e ha il desiderio di aiutare i ragazzi a crescere è una vittoria importante. Io ho vinto campionati di Serie C, di A, ho vinto all'estero, mi mancava il campionato di Serie D, mio figlio l'aveva vinto e quindi adesso l'ho raggiunto e sono contento. Credo che il valore aggiunto di questo risultato che la città aspettava da tempo sia indubbiamente una presidenza che ha tenuto la barra dritta, che ha avuto una grande visione fin dall'inizio e che ha messo il cuore non solo in questa città, ha saputo creare un gruppo affiatato dei grandi professionisti che hanno dimostrato di meritare il professionismo. E credo che un grande grazie vada rivolto a tutti i tifosi, perché anche grazie a loro, il cui cuore non ha smesso mai di battere per la nostra squadra anche nei momenti più difficili, oggi ci possiamo godere tutto questo. Oggi questo sogno diventa realtà, vedere tutta questa gente mi emoziona, mi fa sentire bene, quindi è un qualcosa di eccezionale, è qualcosa che non si può descrivere, si può solo vivere, perché questa città la sento dentro, ormai Siracusa ama me, io amo loro, quindi per me era il minimo correre, dare l'anima, buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi per me è stato facile farlo. Grazie, perché se lo meritano persone che hanno fatto sacrifici, hanno lasciato famiglie a casa, hanno investito i loro soldi, che lavorano, e i tifosi a Siracusa è un qualcosa di eccezionale. Io sono 2 anni qua, mi sento veramente è la marcia in più. Poi a prescindere che ringrazio la squadra, ringrazio lo staff, il presidente, quello che abbiamo fatto oggi ci unirà per sempre. E per chiudere la puntata odierna di Penalty, adesso un nostro faccia a faccia molto interessante, quello che abbiamo realizzato qualche settimana fa. Eccoci di nuovo insieme con un altro ennesimo face to face. Andiamo subito a presentare con una brevissima scheda introduttiva il nostro ospite di questa puntata.
Silenzioso lavoratore, ma infaticabile anima sportiva, mai appariscente e sempre posato ed incallito osservatore. Ti rivedi, Angelo Tomasello, in questa definizione di silenzioso lavoratore? Intanto grazie per l'invito e poi le parole che hai utilizzato per descrivermi. Non mi dispiacciono. Non ti dispiacciono? Mi piacciono questo tipo di definizione e descrizione, per cui le accolgo con piacere. Allora attenzione, 7 domande per 7 risposte, cercando di capire quali sono anche i pregi e volendo anche i difetti di Angelo Tomasello. La prima domanda: quanto costa essere posato e mai appariscente? Ti penalizza o ti dà equilibrio? Ma guarda, io penso che una persona esprime quello che è, quindi non stai lì a, come dire, a valutare se essere te stesso ti dà un vantaggio o uno svantaggio, sei semplicemente te stesso, per cui questo è il mio modo di approcciarmi allo sport, al calcio. Anche un po' nella vita forse? Assolutamente sì, io penso che poi nel lavoro che facciamo, nelle attività, in ogni attività portiamo le persone che siamo, il nostro modo di essere, quindi non possiamo fingere di essere qualcosa di diverso. Ecco. Si deve essere sempre se stessi. Assolutamente sì. Assolutamente d'accordo. Qual è stato il momento più esaltante della tua, volendo pur breve ancora, carriera da allenatore? Ma mi fai una domanda un po' particolare. Il momento più esaltante, diciamo che io inizio, dopo alcuni diversi anni di settore giovanile, inizio il mio percorso col Sant'Anna, che era una piccolissima realtà locale di Santa Flavia, vicino Bagheria, e là sicuramente sono stati degli anni molto, molto belli e formativi. Siamo riusciti nel giro di 3 anni a ritrovarci dalla seconda categoria ad un passo dall'eccellenza, abbiamo perso la finale playoff. Un bel percorso. Abbiamo fatto un bel percorso, quindi sicuramente quel percorso lungo 3 anni è stato molto bello. Che ti è servito? Assolutamente, mi è servito perché poi mi ha dato questo percorso, mi ha dato la visibilità per cui poi ho avuto l'opportunità di allenare in eccellenza. Sono stato a Misilmeri, sono stato dove mi sono trovato benissimo, un anno un po' particolare perché quello è stato l'anno del Covid, per cui c'è stata una prima parte di stagione, poi una seconda parte, poi sono stato a Marineo, insomma diciamo che quel primissimo momento non si può dimenticare chiaramente. Beh, a questo punto devi identificare qual è il momento però più esaltante. Da quello che ho capito forse la prima esperienza, proprio perché magari era la prima? Vabbè, il momento più esaltante, dico, l'emozione attuale chiaramente la devo citare, nel senso che vincere a casa propria, nel senso io non è mai facile. Sono un bagherese, per cui aver vinto il campionato non è mai facile. Da allenatore del Bagheria è sicuramente qualcosa che mi ha dato una grandissima soddisfazione e che sicuramente, così come l'emozione è stata forte, viverla in questo momento è qualcosa che mi porterò dietro anche negli anni a venire. Diciamo che diventa un punto fermo per il proseguo anche della tua effettiva carriera. Assolutamente, nel senso che probabilmente di me si è sempre detto negli anni che facevo esprimere un buon calcio alle squadre, forse mi mancava proprio la ciliegina della vittoria, quindi averla raggiunta, adesso che arrivate è più raggiunta diciamo, in una piazza importante come quella di Bagheria, in una realtà che comunque voleva questo risultato, sicuramente mi dà molto, molto slancio e molta soddisfazione. Angelo, vorrevo farti una domanda forse un po' cattivella, però da lì poi si può capire anche un po' il tuo carattere, il tuo modo anche di interpretare il calcio giocato e non giocato. Quali sono le cose che ti danno più fastidio nello spogliatoio della tua squadra? Allora, le cose che mi danno più fastidio, chiaramente nello spogliatoio ci sono delle dinamiche che secondo me vanno sempre rispettate. E vanno anche osservate. Osservate, quindi sicuramente al primo posto metto il rispetto fra i componenti della squadra. E poi anche l'altra cosa molto importante dal mio punto di vista è: a me non piacciono i giocatori che nella sconfitta, che chiaramente fa parte dello sport, nello sport non esiste vincere sempre ogni domenica, a me non piacciono le persone che nella sconfitta cercano gli alibi e puntano il dito, quindi la prima cosa che io ricerco all'interno del gruppo è far capire questo ai giocatori: quando perdiamo tutti assieme e quello è il momento in cui dobbiamo compattarci. È lì che lo spogliatoio viene fuori, è lì soprattutto che ho preso i giocatori e
e capisco il tipo di giocatore che, se quello è un giocatore che può fare al caso mio o non può fare al caso, perché ci sono alcuni giocatori che possono avere delle qualità grandissime, ma se poi non sanno gestire l'emozione negativa che ti dà la sconfitta, sicuramente non sono giocatori che possono stare nel mio spogliatoio. Ecco spiegato perché la parola silenzioso osservatore ti serve poi anche per capire le dinamiche di uno spogliatoio, no? Sì, probabilmente ecco, silenzioso in questo senso, nel senso che poi io seleziono i giocatori, non sto lì molto spesso magari, come dire, non sono uno che, come dire, probabilmente urla tanto, cerca di, certo chiaramente quando c'è da farlo va fatto, attenzione, però cerco di selezionare bene e di trovare gli uomini giusti che fanno al caso mio. Poi se qualcuno chiaramente non segue quella linea, che ripeto deve essere la linea comune di tutto il gruppo, è chiaro che poi si fa fuori da solo. Una domanda che esula un pochettino anche il tuo percorso calcistico: la vita privata con la tua famiglia è un punto veramente di riferimento continuo? Vabbè, assolutamente sì, dico, quello è, credo che nella vita di ognuno di noi, al di là del personaggio che chiaramente ognuno di noi ha in questo mondo, poi abbiamo la nostra vita. Io sono sposato, due bimbi piccoli, ho un lavoro che chiaramente oltre quello del calcio, sono un insegnante, per cui diciamo la mia vita ha altri, come diciamo dire, pure che è piena. È abbastanza piena, infatti mia moglie mi rimprovera molto di questa cosa, però il calcio è qualcosa che probabilmente noi che ci stiamo dentro è qualcosa che ci dà un'adrenalina tale che difficilmente ne possiamo fare a meno. La famiglia ti aiuta, ti dà benzina per tutto questo. Assolutamente sì. Sono contento. Angelo, ma tu come instauri il tuo rapporto personale con i tuoi collaboratori tecnici all'interno magari appunto di una squadra? Allora, è chiaro che un allenatore è per definizione un uomo solo, è un uomo solo nel senso è un uomo solo, per cui diventa fondamentale riuscire a trovare le persone di cui ti fidi ciecamente e che vedono anche, diciamo, il calcio allo stesso modo in cui lo vedi tu. A me piace bisogna incastrare troppi parametri, forse. Lo so, però a me piace che i miei collaboratori abbiano, diciamo, la mia stessa, come dire, idea di gestione dello spogliatoio. E poi l'altra cosa importante è che io sono anche una persona che laddove poi riscontro, come dire, complicità col collaboratore, chiaramente delego molto, e quindi perché anche chi lavora con te deve essere valorizzato. Non c'è appunto soltanto la figura classica dell'allenatore come era 20-30 anni fa, adesso c'è un team che lavora con un unico obiettivo. Assolutamente sì, ci sono tanti aspetti da attenzionare sia nel lavoro settimanale sia all'interno della partita, e chiaramente è un lavoro che da soli non si può fare. Studio assoluto della partita, degli elementi e della tattica. Assolutamente sì. Assolutamente. Ma come ti vedi tra 20 anni? Come mi vedo fra 20 anni? Guarda, come vedo fra 20 anni. Sei ancora giovanissimo, voglio dire. Non ho, diciamo che non hai una sfera magica, sono di quelle domande che difficilmente mi faccio, ecco, perché comunque sono molto concreto. Vivo molto il presente. Diciamo che mi sto godendo in questo momento il bel momento della vittoria del campionato, ripeto, ottenuto a casa mia. Sono in attesa di capire anche l'evoluzione di quello che potrebbe essere il futuro e niente, quindi ci godiamo il momento. Quindi non mi vuoi dire come ti vesti fra 20 anni nel tuo carattere, nel tuo modo di essere? Ma probabilmente probabilmente rimarrai lo stesso. Una cosa è certa, nel senso che comunque il calcio credo che continuerà a far parte della mia vita, nel senso è qualcosa che c'è da sempre, perché prima giocavo, poi ho iniziato ad allenare e mi sono appassionato tanto a fare l'allenatore già da quando ho iniziato nel settore giovanile, e quindi sicuramente è qualcosa che nel futuro continuerà a far parte della mia vita. Voglio chiudere questa bella chiacchierata con una domanda un po' particolare, perché insomma cerchiamo di tirare fuori dalla bocca di mister Tomasello quali sono i mali, se ci sono, del calcio dilettantistico siciliano. Anche questa è una domanda, mi dovevi preparare prima per queste domande. Beh, le domande sono fatte apposta live in modo che così c'è l'impatto diretto.
I mali del calcio dilettantistico siciliano. Se ci sono, Allora, devo dire, sicuramente a livello, come dire, strutturale, dirigenziale, probabilmente si dovrebbe fare un passo in avanti. Nel senso mancanza che comunque, di dirigenti, forse? Sì, probabilmente anche di formazione dei dirigenti appropriata per poter fare, diciamo, un salto che si possa avvicinare, diciamo, possa portare questo calcio nostro. Diciamo che sugli allenatori si è fatto un percorso migliore, nel senso che adesso si studia molto per prendere i patentini. Forse sui dirigenti bisogna lavorarci ancora un po' di più. Sì, probabilmente questo, anche se comunque spezzo chiaramente una lancia, parliamo sempre di persone come dire, che sono appassionate, che chiaramente da un punto di vista economico, chiaramente non si ha un ritorno importante, e quindi si comprende anche questo. Poi chiaramente ci sono alcune cose che come dire, ho messo in evidenza, diciamo, nell'ultimo periodo. Per esempio nei campionati qualcosa di importante che secondo me andrebbe rivisto è anche la gestione di queste importantissime ultime partite di stagione, dove secondo me la formula dei playoff e dei playout sicuramente è una formula che va rivista, perché assistiamo, va soprattutto migliorata. Va migliorata perché assistiamo, ahimè, nelle ultime giornate a delle situazioni, come dire, un po' particolari, in quanto, diciamo, quando tutti delle squadre, diciamo, che mollano perché non hanno più alcun obiettivo da raggiungere, sicuramente lasciano dei dubbi, e quindi secondo me il fatto di non consentire comunque alle squadre di fare le partite di playoff e di playout per la questione dei 10 punti è qualcosa che secondo me andrebbe rivisto e consentirebbe al campionato di essere vivo fino alla fine. Fino alla fine, sì, condivido, perché mi piace questo tuo pensiero, assolutamente. Che dirti, Angelo, è stato un piacere incontrarti e soprattutto è stato un piacere conoscerti al di là di quello che è il rettangolo di gioco, no? Perché tu, da silenzioso osservatore, insomma, non sei una persona molto appariscente, per cui tieni molto sul privato probabilmente. No, grazie. Il piacere intanto è stato mio di partecipare a questo bel momento con te. Io diciamo silenzioso, nel senso, quando sono invitato io partecipo volentieri. No, ma è vero, quindi... insomma, hai raccontato molto bene il tuo essere. Ti auguro un in bocca al lupo per tutte le cose belle che verranno. Grazie mille. Appuntamento adesso al prossimo Face to Face. Con il faccia a faccia dedicato all'allenatore del Bagheria Calcio chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo chiaramente giovedì prossimo puntuali a partire dalle 20:30, canale 19 TVM Palermo. A tutti la buona serata.